Amici bellini, con il senno del poi, cioè con la calma che ci contraddistingue nel post partita a freddo, andiamo ad analizzare con un po' di screenshot, dobbiamo fare le pagelle e vi devo dire qualcosa che forse non convincerà tutti. Cominciamo. Si devono vergognare giocatori che non si... No, non è questo, è che praticamente rischiamo di essere troppo condizionati dal risultato e quindi... allora, benvenuto Andrea Vece, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. E grazie per quelli che hanno la pazienza di ascoltare i miei lunghi video inutili e lasciate un like di cortesia, questo non ci è mancato in questa stagione disastrata. Io sono comunque blessed. I'm blessed, hashtag blessed sotto in descrizione. Allora ragazzi, dobbiamo fare le pagelle perché serpeggia, me lo dicono tutti, e tra di noi è chiaro che uno non si spiega certe prestazioni, certi risultati, ma come erano quelli fortissimi, e tutto parte da quella famosa frase questa squadra la puoi allenare anche tu, e non è così. Non è così, e si dimostra cambiando allenatori, anche volendo tornare a Garcia, è tutto uguale, cioè a parte la parentesi Mazzarri che proprio non si poteva accettare proprio come concetto, tra Garcia e Calzona, bene o male, siamo lì. Ma veramente, credetemi, poi Garcia non aveva legato secondo me mai con il gruppo, forse qualche atteggiamento, anche delle idee, ricordate Meret lo disse, blocco basso e ripartire, e questo non piacque. Ovviamente se dall'interno della società non c'era fiducia, non c'era difesa, allora si scatafascia tutto, quindi non sia mai l'analisi della stagione una riabilitazione di Garcia, che non mi interessa nemmeno affondare il colpo su Calzona, che comunque non ha convinto in questi pochi, perché anche lui poteva fare delle scelte diverse. Chi invece si sta concentrando, i giocatori sono indegni, questa roba qui mi sa di tentativo un po' squallido di difendere comunque a prescindere da Laurentiis. La mia riflessione è: se questi giocatori, che poi sono gli stessi, alla fine non si comportano al 100% delle proprie possibilità, volontariamente o meno, inconsciamente o meno, è sempre da lì. Perché si è arrivati a questo? Perché questi giocatori erano contenti, anche quelli che erano in panchina, perché si vinceva, perché andava tutto bene e perché c'era una struttura votata alla vittoria, mentre qua c'è una struttura che vabbè, Rim, quello che succede eccetera. Quindi anche questo che sembra che vuole essere una difesa alla società non funziona, perché era la società che doveva evitare che questo accadesse, tra gli scontenti dei contratti, quelli che volevano partire non sono partiti, quelli che sono stati cacciati allegramente perché non ti preoccupare, no, e invece come vedi i nodi vengono tutti al pettine. Andiamo con ben 22 screenshot, alcuni fondamentali, alcuni che li avete già visti, qualcuno spero che non li abbiate visti e che qui vi possa portare un contenuto diverso. Questo è il giochino che mi piace sempre fare, lo state facendo appena batte il Napoli, controllare la mezzala sinistra, no? Sempre Zielinski che invece di andare come vanno tutti ha questo compito di schermare, di fare da blocco al primo pressing che può andare nella direzione di chi deve lanciare il pallone. È un giochino, un qualcosa che non si faceva prima e adesso lo facciamo. Dobbiamo trovare dei giochi, cioè dobbiamo trovare un po' di soddisfazione, un po' di divertimento anche quando non ci sono i risultati che ci piacciono. E onestamente di questa partita ne parlavo col mio fedelissimo amico Angioletto, il mister, e non è che lo chiamavo il mister per caso, perché giocavamo insieme a pallone, ma lui aveva più esperienza di me, quindi mister, dimmi dove mi devo mettere e faccio le cose che devo fare. Questa è un po' la stessa partita che abbiamo fatto col Monza, ragazzi, solo che invece di segnare 4 Eurogol o 3 Eurogol e non abbiamo segnato, perché bene o male, se vai a vedere, il Napoli ha giocato, e anzi ci sono state anche delle azioni quasi sarriane. Se avesse segnato a inizio secondo tempo Osimhen, quella era un'azione proprio da Sarri Ball, che non si perde mai il pallone, si gira finché non si trova lo spazio e lo spazio poi si trova. Sono successe delle cose in costruzione molto positive. La cosa strana è che Calzona doveva essere l'uomo della difesa, cioè l'uomo che si occupava della fase difensiva con Sarri e con Spalletti, ma in realtà Calzona ci sta dimostrando molto meglio cose offensive e molto peggio quelle difensive. Rendetevi conto,
modo che prendiamo sempre gol, qualche gol lo facciamo, però ne dovremmo fare molti di più, e ci risiamo, siamo alla situazione di Garcia, cioè si è creata il presupposto, ma qua per esempio Osimhen al 13° spara addosso a Turati e non c'è niente da fare. Osimhen è anche meno in fuorigioco in questa partita, si è mosso bene, però gli è mancata assai la finalizzazione. Non è mancata invece a Politano, piede caldo, vivace in quella zona. Vediamo se riesco a disegnarlo bene, una cosa del genere, va. Non c'è male, è un bel tiro di Politano, classico tiro a giro sul secondo palo, e Napoli che segna nei primi 16 minuti, cosa che non facevamo spesso e che siamo riusciti a fare. E quindi dopo la prima occasione di Osimhen, la seconda occasione di Politano, arriva questo che è gol non 100 su 100 perché proprio non è mai 100 su 100, però 7 volte su 10 è qua tu. E invece no, l'ha voluta tirare di precisione, no, senza questa linea ondulata, insomma gli arriva il tiro di precisione così sul primo palo, e stava anche fermo Turati, non è che gli è andato addosso e gli ha messo pressione, la pressione la teneva Osimhen dal difensore, però mira e la tira fuori. 130 milioni, aspettiamo. Però la partita estiva, perché è una partita estiva, quasi balneare, con il Frosinone che invece sta lottando per qualcosa di importante. Noi a quanto pare no, perché credo che non interessi a nessuno andare in Conference, in Europa League, la Champions League ancora si può fare e basta. Ancora, ogni volta che diciamo ma forse anche il 6° posto, forse pure il 7° posto, ogni volta che aggiungiamo un posto utile per la Champions perdiamo sempre, e ogni volta che qualcuno inciampa sopra di noi non siamo mai in grado di approfittarne. Insomma, qua Rrahmani sfiora il pallone, io non credo nemmeno che cambi direzione, ma non è questo il problema. Non lo becca con la gamba estirata, però gli frana un po' addosso. Per me è un rigore che si dà, perché comunque è in possesso di palla che dira e crea un danno perché non ti permette di andare alla conclusione. Per me si dà. Come si dà questo, si deve dare quello di Ngonghe, ovviamente. È qua che il tifoso non si spiega perché situazioni simili poi vengono considerate in maniera diversa. Il problema è che Rrahmani era talmente convinto di non aver fatto fallo che continua a protestare finché non prende il giallo, e il giallo per Rrahmani, che era diffidato, significa che nella prossima partita non lo avremo a disposizione. Difesa che già è disastrosa, si andrà in emergenza, ed è anche una situazione che non cambia il risultato perché Meret intuisce il tiro di Soulé non è imprendibile e quindi il risultato non cambia. Abbiamo solo perso Rrahmani per la prossima. Succede poco altro nel finale del primo tempo. Questa azione, se avete tempo, se qualcuno, io con Paramount posso rivedere il replay di tutta la partita per intero, questa azione veramente merita di essere vista. Alla fine Osimhen sul filo del fuorigioco scatta bene, questo scavino viene toccato da Turati e poi messo in angolo da un difensore. Questa è un'azione bellissima, anche la conclusione è fondamentalmente di concetto è giusta, perché non gliela spara addosso, però purtroppo non va. Qua stavamo già 2-0, dovevamo già stare 2-3-0, e la frittata invece la combiniamo noi. Qua abbiamo ricordi di Meret che lo fa con l'Empoli, mi pare anche col Bologna. Qua il problema serio è un problema di concetto, non è il problema di ripartire dal basso, anzi, e vi spiego il perché. Ripartire dal basso qua significava tranquillamente che Meret c'ha questo passaggio qua per Di Lorenzo in questa zona, semplice. Decidiamo sempre di battere con un difensore, poi di scaricare un altro difensore o andare verticale, però verticale qua Meret non poteva darla a Lobotka che era marcato preventivamente. Di conseguenza, se voi andate a vedere, Meret alza la testa e ha un'altra idea, che ha un'idea di lancio lungo verso Zielinski, e qua è stato il problema. Andava anche bene spazzarla subito, dovevi essere molto più veloce perché devi sentirlo che ti sta venendo a pressare l'attaccante, e quindi ti dovevi liberare del pallone più velocemente. E da questa inquadratura poteva anche ridarla tranquillamente a Rrahmani, c'erano tante situazioni che potevi fare tranquillamente. Certamente non Lobotka qui che era pure pressato, però se ne andiamo a stringere non si vede, ma qui c'era Zielinski libero, quindi secondo me l'idea di Meret era quella di servire Zielinski lungo, quindi nemmeno il problema del costruire basso, il problema è stato servire lungo ma essere lento e cincischiare con il pallone. L'ho trovata
la schermata dove si vede Zielinski qua, e questa era l'idea di Meret, sbagliata, e se ne deve prendere tutte le responsabilità. Dopodiché è anche inutile farvi vedere il gol di Osimhen, la zampata, magari ce l'ho una schermata più avanti, zampata, calcio d'angolo, tiraccio di Kvara e zampata, sempre sul filo del fuorigioco, bene Osimhen sotto questo punto di vista, ma qua arriva questo cross al centro e che dirà, è bravo proprio a fare questo movimento, è Rrahmani che dovrebbe tenerlo in questo caso, riesce, il pallone è proprio in mezzo tra i due centrali e che dirà stacca bene, stacca molto bene, assolutamente libero da marcature. Come vedete da questa inquadratura l'accoppiata è qui, che dirà Rrahmani. Dopodiché Rrahmani continuerà la corsa senza sentire più l'avversario, che invece farà questo movimento e poi gli andrà in mezzo. Qui fa un'altra parata importante Meret, arriva questo cross dalla sinistra, Meret fa il solito passettino, ci vado e poi torno indietro, la palla fa questa traiettoria qui e qua si addormenta Rrahmani, perché qua c'è proprio la più classica delle torri, palla che rimbalza poi qua e Rrahmani praticamente diventa un fantasma, la palla gli passa vicino e poi Meret in disperata, in uscita disperata col piede interverrà sull'avversario che stava tentando quasi di spalla di ribadire, sarebbe stato clamoroso. Ovviamente anche qui quanto soffre Mario Rui sui cross che vengono da quinto a quinto, insomma si dice così, da quinto a quinto. Purtroppo una riflessione su Mario Rui va fatta: finché tu lo schermi e c'hai sempre il pallone e non devi difendere mai, Mario Rui sì, la sua qualità col piedino eccetera, ma temperamento, che poi la possiamo chiamare anche cazzimma, la cosa che ci piace assai. Mario Rui doveva essere espulso 3 volte ieri, 3 volte. Quindi bene il temperamento, bene non mollare mai, bene non farsi irridere dagli avversari, ma è Kurt e quindi non può essere il terzino titolare di una squadra che punta ad arrivare in Champions League, non si può fare. Anche lì gli hai fatto un rinnovo che gratifica il procuratore, ma c'hai solamente Oliveira che ti garantisce Oliveira terzino titolare di una squadra così, non lo so onestamente a livello di qualità. Quindi il Napoli deve rifare tutta la difesa, dovrebbe affiancare qualcuno a Di Lorenzo, deve comunque pensare anche ai terzini, senza parlare del centrocampo. Aiuto, e infatti qua si vede l'intervento di Meret, ma andiamo avanti. Questa è l'immagine calda, potrebbe essere l'immagine copertina, è Mario Rui che viene espulso e sta tutto incazzato, che deve, non so chi se la sta pigliando, e che dirà, perché giustamente è uno dei nostri, questo che dirà sarà probabilmente il sostituto di Simeone l'anno prossimo, che se la ride, lo accompagna, cerca di... però ride e ci siamo fatti ridere in faccia. Quest'anno ci siamo proprio fatti ridere in faccia da tutti. E questo è il fallo da seconda ammonizione di Mario Rui, che a me piace perché almeno hai quella dignità, dice non te lo faccio fare il 3-2, perché qua si rischiava tantissimo, era 1 contro 1, Ostigard, credo fosse Ostigard, addirittura questo potrebbe essere anche lo podcast, perché stavamo in attacco e stavamo cercando con un calcio di punizione di farla. Mario Rui spende il giallo, sa di farsi espellere e quindi toccherà probabilmente a Mazzocchi nella prossima partita, perché Oliveira è ancora infortunato. E qua mi piace che fai il fallo e che ti sacrifichi almeno per non prendere un'umiliazione al San Paolo. Maradona al 98esimo sarebbe stato veramente, ma cambia poco, però fa ancora più male onestamente. Almeno così abbiamo fatto una vittoria con Garcia, 0-4 con Mazzarri e 2-2 con Calzone. Questo è. Ma la prima munizione per Mario Rui arriva qua. E qua c'è un fallo di reazione di Mario Rui che da terra scalcia, non è la prima volta che lo fa. E non fa niente, che è uno dei nostri, si denuncia, è una cosa grave, devi mantenere la calma, non è possibile, e qua, già al 65esimo poteva essere espulso, se fosse intervenuto il VAR avrebbe potuto essere cacciato, e questa è la prima situazione. In questo caso verrà ammonito, perché poi l'arbitro concede il vantaggio che non si concretizza, un giocatore del Frosinone resta a terra, controllo, lo ammonisce. Qua si vede un poco meglio, proprio il sinistro gliela dà lo scalcio nello stomaco. Dopodiché c'è da dire che Mario Rui nel finalissimo qua lui subisce fallo, subisce un blocco, se ne sta andando col colpo di testa in avanti e subisce un blocco, ma nel cadere lascia andare la gamba sinistra molto molto forte. Io non voglio dire con certezza che lo abbia fatto di proposito, ma lascia andare la gamba
che diventa gamba tesa e gli dà un grande calcio in faccia in questo qua, e in questo caso non è stato controllato, non è successo niente, ma anche qua per me espulsione diretta, quindi non si può andare avanti così. Altra occasione clamorosa nel finale qua di Lorenzo, voglio dire, provaci, tira forte, tira fa, e invece cercherà il passaggio all'indietro per Simeone che non la impatta, anche il non prendersi la responsabilità, in questo caso proprio. E si parlava dei cambi di Calzona, volevo darvi questo mini dettaglio, che il cambio di Cajuste per Zielinski era già stato previsto con il Napoli sul 2-1, quindi come cambio difensivo conservativo, che non mi fa impazzire onestamente, però tu dici ha un po' più senso, ha un po' più logica. Il problema che ho con Calzone è che dopo ti fanno il pareggio e dopo confermi il cambio Zielinski-Cajuste. Non so, Traoré sta così male, Traoré non si può utilizzare più, Lindström non si può mettere sotto punta, non puoi mettere direttamente Simeone. Capisco il cambio Raspadori-Politano, oramai è una logica, Politano non la può fare una partita intera, non so perché, ma non la può fare. Va bene Raspadori-Politano, ma al posto di Zielinski, se non ne ha più, metti o Simeone o metti Lindström o metti Traoré. Mettere Cajuste e quella voglia di mantenere un equilibrio che onestamente quando fai il cambio stavamo sul 2-2, no, devi vincere, perdila ma devi vincere. E l'ultimo screenshot è questo qua, potete, non lo so se potrebbe essere il futuro del Napoli. Insomma, tutto questo mi porta a dire che, e lo so che volete dei voti belli bassi, perché è una squadra che ci sta mortificando partita dopo partita, però secondo me questa è più o meno la partita che abbiamo fatto col Monza, però senza segnare. Turati si gioca la palma del migliore in campo per il Frosinone con Khedira, che ovviamente protagonista assoluto. Però Turati, quelle 2 o 3 parate, anche screenshot che non vi ho fatti vedere, tentativi di Kvara, di sinistro, di destro, alcuni più centrali, altri anche belli. Insomma, Turati migliore in campo significa che il Napoli la partita sua l'ha fatta, quindi io non mi riesco ad accanire più di tanto contro i giocatori, perché deve partire dall'alto e poi a seguire dall'alto società, dopodiché a seguire i giornalisti e poi i tifosi a corredo, che bisogna fare veramente l'impossibile per andare in Europa, e secondo me questo messaggio non è partito, non è arrivato, e questa è la conseguenza. Grandi momenti individuali ti possono risolvere la partita, i dettagli non vengono presi in considerazione, e quindi si arriva anche a sentire Calzona che dice che non annusiamo il pericolo. Non ha detto annusiamo, ma ha detto non sentiamo il pericolo, quindi siamo tornati alle frasi che non piacevano di Gattuso. Non vi devono piacere queste qua di Calzona, e quindi è un Garzia Gattuso, qualcuno ha scritto Garciuso, no, un misto tra Sarri, Mazzarri, perché poi ha detto pure faceva caldo, quindi Sarri, Massarri, Sazzi, e insomma ragazzi, potete metterci chi volete su questa panchina. Vuoi vedere che non rivinci lo scudetto? E invece no, serve un grande allenatore. Attenzione, serve un grande allenatore e bisogna fargli un grande mercato. Attenzione, perché Meret 5 pensa parare un rigore, fare anche altri interventi interessanti, e gli devo dare 5 perché ci hai fatto pareggianata partita con una scelta scellerata. Di Lorenzo 5, mi è sembrato arrendevole, perdere palloni anche banali, non ne ha più il capitano, è tutta colpa sua, in parte è colpa sua, però hai preso Mazzocchi e quindi io capisco non farlo giocare mai. Rachmani 5, Ostigard 5, il problema è Juan Jesus, togli Juan Jesus e si risolve tutto. Come vedete non è così, marcature farfallesche, allegriane, nel senso, anzi magari tutti indietro a difendersi, no, marcature allegre. E a Mario Rui mi dispiace, sono contento del giallo che si è preso, ma gli devo dare 4 perché soffre tantissimo
tecnicamente il difendere certi palloni, e poi non ti puoi far prendere dal nervosismo, perché metti nei guai la tua squadra. Quindi 4 Mario Rui, mi dispiace. Anghissà 5, comincia male, cresce un pochino, ma poi anche lui si perde. Lobotka io gli do il 6 perché secondo me alla fine porta sempre la partita a casa, e lo vedo combattere su tutti i palloni con la stessa intensità di quando è cominciato il campionato. Zielinski 5,5, ci ha provato una volta di testa, una volta di sinistra, una volta anche da fuori. Il tentativo lo ha fatto, ma non è andato a buon fine. Do 6,5 a Politano perché il gran gol l'aveva fatto e poi poco altro. E qua possono fare discutere i numeri i voti su Osimhen e su Kvara. A Osimhen gli puoi dare un 6,5? No. Gli puoi dare 6? Secondo me sì, perché alla fine il gol ci porta un punto, però quelli che non segna, insomma, Osimhen gli do 5,5. E forse sono generoso con Kvara se gli do 6? Secondo me no, perché ci ha provato in tutti i modi, dribbling, con assist, con cose, non è andata bene, ma secondo me la sua partita a Kvara l'ha fatta, gli do 6. Insomma, ricapitolando, questa squadra va rifondata completamente. Non c'è alcun dubbio, e mi fa piacere che insomma Paolo Del Genio, che è sempre un mio punto di riferimento, mezza volta fece una sciuliata comunicativa dove disse, e io dissi: ma che stai dicendo? Disse: no, questa squadra, se poi non vai nelle coppe l'anno prossimo con un allenatore buono, con questa squadra sei, non dico favorito per lo scudetto, ma te la giochi alla grande. Dissi: Paolo, che cosa stai dicendo tra me e me? Ma per fortuna è durata mezza puntata quella frase, e Paolo adesso si è reso conto che questa squadra qua, se la confermi in blocco, se cambi poche pedine per la panchina, così si arriva a 10º, 11º, e meglio di come hanno fatto quest'anno non si può fare, perché hanno dato tutto, lo scudetto è alle spalle, e quindi quei giocatori che hanno overperformato è quasi impossibile farli ri-overperformare, perché oramai l'impresa già l'hanno fatta e non funziona così. Signori, da New York Valerio Fluido è tutto, non ci sono XG che tengano, non ci sono passaggi, non mi interessa. Nell'analisi bisogna capire, ovviamente uno l'analisi la fa, ma è importante guardare nel futuro con serietà. Sto leggendo che qualcuno si sta rendendo conto che è più Pioli che Conte, con Italiano sempre pronto, però attenzione anche ai nomi nuovi che potrebbero uscire, perché niente è scontato. L'importante è che De Laurentiis capisca, perché De Laurentiis sta cacciando anche Iachini a Bari. Quando siamo arrivati a 7-8 allenatori, è una roba inimmaginabile in una sola stagione, tutti questi allenatori al libro paga. È arrivato il momento di ampliare, invece di renderla ancora più snella la società, di ampliare, di mettere figure professionali a prendere delle decisioni. Poi se sbagliano li fai fuori, come succede in tutte le aziende, ma non fare tutto tu, perché come vedi poi è troppo sul tuo piatto prendere tutte le decisioni, e si rischiano di fare errori anche banali. Alcuni di questi errori si possono fare, ma alcuni errori banali andavano evitati, e vanno evitati nella prossima stagione. Da New York Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio. Ci saranno delle live, quindi iscrivetevi al canale. Se il like ce lo avete in tasca, cacciatelo, questo è il momento.